quindi si prepari, ecco Bruno, è un consigliere nazionale della FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con delega alla didattica ambientale e scuole di pesca. È un componente del tavolo blu della Regione del Veneto, da 35 anni è consigliere regionale e provinciale FIPSAS, è un vulcano di attività perché anche io e Bianca, la mia bambina, lo seguiamo e partecipiamo alle gare di pesca nella giornata del giovane pescatore. Questa sera ci parlerà delle attività promosse da FIPSAS per la tutela della popolazione ittica dei fiumi. FIPSAS è anche un partner si presume, ecco, costituendo comitato di coordinamento del contatto di fiume Neolo Vaglio Buseste, quindi dovrebbe essere un azionista, ecco, del programma d'azione, ecco, per migliorare le componenti ambientali del fiume e del territorio. Adesso lascio la parola a Bruno che ha sempre 5 minuti. Grazie. Prego Bruno. Buonasera a tutti. Prendo spunto dalle parole di Romeo Scarpa, che ha appunto detto che se gli attori non sono tutti partecipativi qualcosa si ferma. Però dal nostro lato di pescatori, ma anche di guardiani del fiume, perché chi meglio dei pescatori può dire di frequentare il fiume e di averlo a cuore. Attraverso il contratto di fiume, ma non solo, ma anche con i rapporti, con il consorzio di bonifica, per esempio Piave, siamo riusciti nell'ultimo sfalcio a far cambiare un po' l'idea di quegli sfalci massicci che tolgono anche le radici delle piante acquatiche, e nel Vaglio, fiumi che la FIPSAS gestisce, hanno lasciato delle fasce laterali con disappunto degli operai, naturalmente, perché le alghe tagliate si fermano sulle curve, devono lavorare di più, eccetera. Però abbiamo visto che con un buon rapporto, quindi con una collaborazione anche del consorzio, che fino a poco tempo fa adesso ha avuto un piccolo stop perché è cambiata tutto l'organigramma. Con una buona collaborazione si riesce a portare a termine. Questo è un esempio di contratto di fiume vero e proprio. Se riusciamo ad avere anche l'aiuto degli agricoltori, l'aiuto delle istituzioni che facciano un po' di guardiania sugli scarichi e tutte quelle cose lì, probabilmente i nostri fiumi ritorneranno a vivere. Le amministrazioni comunali che devono cominciare a non autorizzare costruzioni vicino ai fiumi, magari a non fare zone popolari, perché vedo zone popolari con un nome, magari via dei Palù o via Fosse, dove una volta c'erano le zone umide e si costruiscono le nuove zone popolari, quindi poi ci si lamenta se vanno sott'acqua. Questo è anche altri problemi che hanno i nostri fiumi. Noi appunto da pescatori e gestori dei fiumi, da parte della fauna ittica, perché in qualche maniera cerchiamo di preservare la fauna ittica originaria e cerchiamo di riportare la qualità di questi fiumi, di questi nostri fiumi, sicuramente a migliorare l'acqua, prima di tutto, perché senza acqua pulita non c'è vita. Poi speriamo di riportare anche le sponde, riforestare, mettere un po' di piante anche sulle sponde, perché io credo che tutti gli esperti, biologo e Romeo Scarpa lo stesso, sappia che quando ci sono gli alberi c'è meno vegetazione nel fiume perché arriva meno luce, quindi le radici stesse fanno da sostegno alle sponde. Si ritornerebbe ad avere una qualità del fiume molto buona. Speriamo che questo contratto di fiume, che almeno a parole sembra voglia ripartire, perché è stato un po' rallentato, non dico fermato, ma rallentato, e serva da esempio a tanti altri contratti di fiume che non sono mai partiti o si sono fermati. Io mi auguro che sui fiumi possa
partecipare tutta la cittadinanza percorrendo le sponde invece di andare a camminare lungo le strade e vadano a camminare sui fiumi, anche perché più gente lo frequenta il fiume e più guardiani ci sono, meno si dà la possibilità di scaricare o di usare i fiumi come ricettacolo di immondizie. E soprattutto, se torna all'acqua buona, anche riportare la biodiversità del fiume a uno stato, non dico originale di una volta, ma almeno a uno stato buono. Sicuramente noi abbiamo degli interessi personali, diciamo, noi i pesci li vogliamo prendere, ma se l'acqua non è buona e il fiume è diventato uno scarico, una cloaca, il nostro interesse viene a perdersi. Ma non solo per questo siamo interessati a riportare, anche perché teniamo veramente alla qualità dell'acqua e del fiume, e soprattutto mi piacerebbe vedere giovani ritornare lungo il fiume, perché no, anche a pescare, anche se ormai il pesce non lo mangia più nessuno, viene rimesso in acqua. A qualcuno darà anche un po' di così fastidio che magari qualcuno prenda un pesce e poi lo rimettiamo in acqua, ma facendolo un po' soffrire, ma insomma, piuttosto che non ci siano. Io porto ad esempio, ho fatto dei monitoraggi insieme a dei biologi. Qualche secondo ancora. Faccio un esempio: il fiume Meulo, il fiume Musestre che noi gestiamo, ha ancora una buona qualità ittica e ci sono pesci. Il fiume Vaglio sta completamente morendo, quindi mi auguro che questo contratto di fiume riporti tutti questi nostri fiumi allo stato originale di qualche decennio fa. Grazie Bruno, ti chiederei appunto di silenziare